Dunque il Verona ha battuto il St. Georgen per 3-0, nel primo tempo ha segnato Luca Toni su calcio di rigore, quindi primo gol per l'attaccante gialloblu in questa stagione, in questo precampionato. Poi nella ripresa un Verona che ha dominato i dilettanti del St. Georgen, che hanno un po' faticato, questo è chiaro, un po' in debito d'ossigeno la formazione altoatesina di Brunico. Questo è il fallo da rigore lì, proprio sul limite dell'area, subito da Martic, che ha dato buone indicazioni nel ruolo di esterno destro basso, e questo è invece il rigore realizzato da Luca Toni, che ha un po' rallentato la sua rincorsa, ha visto dove si è buttato il portiere, che comunque ha disputato una buona gara, e ha segnato il gol al 26esimo. Poi nel secondo tempo è arrivato il raddoppio, un Verona che è un po' cambiato. Ecco qui il gol di Valotti al 19esimo, con Valotti che ha in pratica anticipato Rabosic sul traversone dalla sinistra, e poi negli ultimi minuti al 39esimo, mentre rivediamo il cross di Agostini, che ha fatto poi gli straordinari, perché è stato quello che è rimasto in campo per tutta la partita, e il gol di Valotti, il figlio di Alladino Valotti. Mattia Valotti ha segnato il gol del 2-0, come dicevamo al 39esimo Zampano, che è stato schierato al posto di Martic nel ruolo di terzino destro, è andato a segnare il gol del definitivo 3-0. Siamo sempre in collegamento, in diretta con Racines, queste sono le cime altoatesine. Intanto possiamo anche vedere l'ultimo gol con questa incursione di Zampano, il gol del definitivo 3-0. Stiamo attendendo anche di avere l'intervista con il tecnico Andrea Mandorlini, dovremmo averla nel giro di poco, perché poi dobbiamo anche chiudere per rispettare il nostro palinsesto e per arrivare giusti poi con l'inizio del telegiornale. Comunque un Verona che ha giocato nel primo tempo con Rafael in porta, Martic, Gonzales, Rafa Marques e Agostini in difesa, centrocampo Sala, mezzala destra, Donati e Alfredson. In attacco ha giocato Cianturia, che ha dato buone indicazioni nel ruolo che è stato di Iturbe, anche se sono giocatori differenti. Ha giocato Toni naturalmente titolare nel ruolo di centravanti, punta centrale, poi Jankovic esterno di sinistra. Nella ripresa sono entrati Nicolas in porta e poi anche Gollini. Zampano ha preso il posto di Martic, Bianchetti ha preso il posto di Gonzales, invece sono rimasti in campo a fare gli straordinari Rafael Marques e Agostini. A centrocampo buone indicazioni anche da Obbadì, che ha preso il posto di Sala, ha giocato invece tutta la partita Donati, e poi Ionita, che ha fatto vedere buone cose nel ruolo di Alfredson. In attacco Valotti ha fatto più il trequartista, Gomez ha preso il posto di Jankovic, Rabosic il posto di Toni, però è stato più un 4-3-1-2 con appunto Valotti che ha giocato da rifinitore per le due punte. Rabosic si è mangiato 3 gol nel giro di un quarto d'ora, però ha mostrato insomma tanta volontà, e poi è arrivato comunque il risultato a favore del Verona con le reti di Zampano e di Valotti, come vi dicevo. Attendo anche qualche comunicazione da Racines, bello vedere questo cielo limpido e queste montagne. Piacerebbe più vedere Mandorlini, onestamente, sentire al microfono di Gianluca. Quando siamo pronti con l'intervista, naturalmente andiamo anche sul campo sportivo, ed eventualmente magari rivediamo anche i gol, il rigore realizzato da Toni e le altre due reti, in attesa di qualche comunicazione che dovrebbe arrivarci dal ritiro del Verona. Ma evidentemente Mandorlini è tornato nello spogliatoio e starà dando le sue indicazioni, soprattutto i suoi giudizi su quanto visto in questo secondo tempo. Comunque un buon Verona, ma è chiaro che siamo all'inizio del ritiro, carichi pesanti, come si dice sempre, e soprattutto abbiamo un Verona che, soprattutto abbiamo un avversario, in questo caso, che ovviamente è di 3 categorie più in basso del Verona. Ecco qui il fallo su Martic nel primo tempo. Qui da questa inquadratura non riusciamo a capire se è venuto dentro o fuori dall'area, insomma siamo lì vicino, l'arbitro era molto sicuro, ha segnato il calcio di rigore. E rivediamo la realizzazione di Toni, la sua rincorsa in rallenti e poi
la sua esecuzione perfetta. Se ovviamente non abbiamo Mandolini al microfono di Gianluca Vighini, noi dobbiamo ovviamente chiudere la nostra diretta, che non possiamo sforare con i tempi, questo è chiaro. Vedo ancora le cime, anzi adesso non le vedo più a dire il vero, adesso ritornano, vediamo un po' se riusciamo anche a metterci in collegamento con Vighini o con Rasulo. Adesso vediamo il secondo gol, una bella azione con la percussione centrale e la rete di Zampano. Questo è il gol del 3-0, a dire la verità, arrivato al 39esimo. Gol di Zampano, che l'anno scorso ha giocato nella Juve Stabia, una stagione buona per il difensore di proprietà del Verona. Zampano è tornato, sta facendo il ritiro con la formazione giallo-blu, ancora qualche dubbio sulla sua riconferma, sulla sua permanenza nell'Hellas. Lì sulle corsie esterne il Verona sta cercando qualcos'altro, come sapete, e quindi in questo momento Zampano resta un po' sospeso, la sua posizione non è ancora certa, ci sono delle richieste dalla Serie B per lui, che con la Juve Stabia ha fatto bene, anche se poi la Juve Stabia è retrocessa